ahimè, molte delle materie che noi usiamo quotidianamente dipendono e hanno dei costi che sono rapportati al costo dell'energia. Quando noi compriamo dalle fornaci i laterizi, i laterizi sono fatti con della terra, che è un prodotto povero, però vengono messi in un forno dove l'energia per essiccare e poi cucinare questi blocchi ha un costo estremamente elevato. Quando compriamo delle pavimentazioni, insomma, è un po' la stessa cosa. Quindi è ovvio che i prodotti che noi mettiamo in opera subiscono degli aumenti e li stanno ancora subendo, che dipendono direttamente da questo costo dell'energia, che è anche dovuto in parte dai trasporti, perché anche questi incidono. Il calcestruzzo, adesso a noi sono arrivate le lettere qualche giorno fa, di tenere presente che i calcestruzzi subiranno un ulteriore aumento. È il quarto aumento che subiamo nel giro di quest'annata, no? Insomma, il quarto aumento, che poi non è di poco conto, perché parliamo di aumenti dove il calcestruzzo la base costava 60 euro, adesso andremo sui 97, voglio dire, è più del 50%, no? Quindi considera che i laterizi sono aumentati del 37-38%, è aumentato ancora il PVC e quindi i prezzi, ahimè, li dobbiamo sopportare e a volte passiamo anche per quelli che speculano, per quelli che hanno cresciuto il costo della casa. Sì, è vero, il costo della casa è cresciuto mediamente di un 30%, però se io compro il calcestruzzo con più 50, compro il legno con più 80, compro il rame più 43 e compro tutto quello che serve con più, è ovvio che anche il mio costo sarà superiore nel dare l'opera finita, che non è proprio un costo aumentato da noi, perché la manodopera più o meno è rimasta questa, e i costi delle pose dei vari materiali altrettanto. Quindi sono degli aumenti che stiamo solamente girando. Col decreto UT-bis si è dichiarato che ci stanno altri 9 miliardi per poter compensare, questo nelle lavorazioni, nelle opere pubbliche, tutti quei prezzi che sono giustificatamente aumentati con tanto di giustificazioni, fatture del momento dell'appalto, l'acquisizione, insomma, vabbè. C'è da dire che le promesse che ci fanno sono sempre tante, sono arrivati i soldi. Le amministrazioni adesso hanno 30 giorni di tempo per richiedere questi danari che poi verranno equamente elargiti alle imprese che ne hanno fatto domanda. Io ho fatto domanda per un lavoro che ho eseguito l'anno scorso e non ho ancora ricevuto niente. Le giustificazioni erano ampie, puntuali, corrette, condivise con la pubblica amministrazione, con la direzione lavori, per cui tutto era ok. Però io soldi non ne ho visti. Allora non vorrei che parlassimo sempre arriva e non arriva mai. Quindi il concetto prezzi è una cosa che speriamo venga rivista anche in un concetto di lavori futuri, perché stanno iniziando ad essere, qualche gara va deserta, ci sono veramente tanti problemi nel dare ultimate le opere tenendo fede ai prezzi vecchi, c'è il grande discorso del PNRR che deve partire, parliamo di 107 miliardi del nostro settore che queste opere dovranno sicuramente avere dei prezzi che siano più congrui e più attenti a quello che è il mercato. Quindi mi auguro che queste riflessioni vengano fatte, altrimenti il lavoro non se ne fa. Grazie.